Noi riusciamo a ridurre le pendenze sia civili che penali in tutto il distretto veneto e anche nella Corte di Venezia. Abbiamo però soprattutto e Tribunale ordinario di Venezia gravissime scoperture nel personale amministrativo e nei magistrati. Se ci fossero date le risorse che non abbiamo e che competono ad altri, non a noi magistrati, cioè compete ad altri darcele, noi potremmo volare. Invece navighiamo lentamente, spostandoci lentamente, anche se verso la meta. Questa è la fotografia della situazione attuale della Corte d'Appello alla vigilia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, cui per la prima volta prenderà parte il Ministro alla Giustizia. Proprio a lui verranno rivolte due richieste per far fronte a una situazione che denunciano da troppo tempo. Rivisitare le modalità di definizione dei concorsi, perché secondo noi occorre trovare la possibilità che c'è di assegnare le sedi in numero esattamente corrispondente solo al numero dei vincitori. C'è poi una seconda proposta. Si possa verificare se attraverso la legislazione speciale per Venezia si possa introdurre un'indennità anche modesta legata alle sole effettive presenze per chi lavora negli uffici lagunari. Venezia è unica nel suo genere, comprese le estreme difficoltà logistiche. Siamo gli unici sul territorio nazionale che trasportiamo i fascicoli per via acquea. Per trasportare i fascicoli per via acqua abbiamo 2 motoscafi di cui il Ministero paga le spese di gestione, ma in questo momento non abbiamo motoscafisti. E quindi l'auspicio è che il ministro Nordio, che ben conosce la specificità della città, si attivi in tal senso. Non sono migliori i numeri della Procura. Una carenza di personale amministrativo pari al 40% e una carenza di personale di magistratura che si sta aggravando e che vedrà in agosto una presenza solo del 50% dei magistrati previsti dall'organico, che è di 11 sostituti, un procuratore generale e un avvocato generale.